Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Nel precedente appuntamento, se vi ricordate, accennavamo della possibilità della discesa di una sciabolata artica sul nostro territorio a causa dell'elevazione dell'alta pressione in pieno oceano, e questo appunto è avvenuto e si farà già sentire dal punto di vista termico nella giornata di venerdì. Infatti volevo iniziare con una mappa che fa vedere la possibile discesa delle temperature che è prevista alla volta di venerdì. Potete notare come il calo termico sia ben accentuato nel nord Italia con i colori sul blu e in modo particolare sul nord-ovest. E fatto appunto questa idea di aria fredda che entrerà, c'è da dire che si isolerà a nord delle Alpi una figura di bassa pressione. Questa bassa pressione tenderà in qualche modo a disturbare il tempo anche nei giorni successivi, e direi di dare subito un'occhiata a cosa accadrà nella giornata di sabato, quando avremo tempo ancora incerto, specialmente al nord, in particolare nella mattinata di sabato. La quota neve si potrà anche avvicinare ai 1000 metri in alcune aree, specialmente quelle alpine e quelle prealpine un po' più in alto. Passiamo alla volta di domenica, quando il tempo sarà destinato a migliorare. Ci saranno ancora delle precipitazioni sulle Alpi, specialmente sulle Alpi di nord-ovest, mentre sul resto del territorio il tempo sarà tranquillo. Facciamo uno zoom per quanto riguarda il Veneto. Vorrei prendere in considerazione specialmente la giornata di sabato, che sarà ai noi quella più capricciosa, proprio per indicarvi tempo incerto, soprattutto al mattino, poi anche nella nottata tra sabato e domenica nuove precipitazioni, e come ho indicato il ritorno della neve sulle nostre zone montuose. E cosa dire, appunto, vivremo un fine settimana del sapore autunnale, anche se pur fresco. Queste condizioni di tempo incerto potranno interessare anche i primissimi giorni della nuova settimana. Con ora ho concluso, auguro a voi tutti un autunnale a questo punto fine settimana, e per quanto ci riguarda, sempre se avete tempo e voglia, ci vediamo nel prossimo appuntamento.